Allora, oggi Arte al Caffè De Candia si è trasportata all'aeroporto di Cagliari, dove c'è la mostra della selezione per la Biennale, 15ª Biennale di Roma, nella quale sono stati selezionati Maria Dolores Mancuso e Pier Giorgio Baracca, e Mario Biancacci condurrà la conversazione presentandoci anche il nostro invitato, che è qualcuno che riveste un ruolo importantissimo nella Biennale. Prego Mario. Allora, buonasera, io intanto saluto i nostri amici. Alberto Severino del CIAC ci ha raggiunto da Malta, dove sta svolgendo un'attività di restauro di opere d'arte, e è il fondatore di Morsi d'Arte, che è una delle più longeve organizzazioni di arte, che fa capo a Oristano, ma che comunque ha un respiro internazionale, e di cui poi sicuramente lui vi parlerà e vi racconterà quali sono stati i diversi step della sua attività. Allora, stasera abbiamo 2 dei 3 vincitori della della selezione della Biennale di Roma. Abbiamo il piacere di avere Dolores Mancuso, che è stata la prima classificata. Tra l'altro abbiamo rappresentate 3 categorie, perché Dolores ci rappresenta a livello italiano a livello della Biennale internazionale con la fotografia, Pietro Barranca, che è qui, Pier Giorgio, così come si dice, che rappresenta il format della fotografia, della pittura, scusate, e Antonello Cossedu, che oggi non c'è perché praticamente ha avuto dei problemi per cui non è potuto essere qui con noi, che rappresenta la branca della scultura. Allora, noi abbiamo quest'anno i 3 finalisti di una lunga catena di artisti che si sono presentati a livello di Sardegna. Abbiamo fatto 2 selezioni, una a Nuoro e una a Cagliari, dalla quale sono confluiti 24 artisti che sono adesso ancora visibili alla galleria dell'aeroporto di Cagliari, alla hall delle partenze. Con me, come dicevo, c'è Alberto Severino, che inviterei a parlarci di quella che è l'esperienza che tu hai fatto in queste 4 edizioni col CIAC, che è il Comitato Italiano di Artisti Contemporanei. Vi ringrazio di avermi ospitato. Dopo tanti anni di attività artistica con la mia associazione Morsi d'Arte, che era nata soltanto per la promozione degli artisti sardi in ambito internazionale, abbiamo avuto la fortuna di conoscere il CIAC, che è un'organizzazione storicizzata che da anni portava avanti una selezione artistica per confluire nella manifestazione della Biennale Romana, e così abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa. La Sardegna, con il Molise, è l'unica regione rimasta scoperta d'Italia, e iniziamo dal Museo Sacro Rubia con una grande esposizione, e fu la prima edizione in cui la Sardegna ha partecipato ufficialmente alla Biennale Romana, e da lì con successo ogni 2 anni abbiamo ripetuto l'esperienza. La Biennale Romana è un'occasione, secondo me, unica per gli artisti sardi di affrontare il mercato internazionale, perché gli artisti selezionati espongono nella città di Roma a contatto con le grandi gallerie europee e possono avere uno scambio anche col mercato dell'arte. Questo era il nostro interesse, era dare la possibilità agli artisti di fare arte, ma di indagare anche il mercato dell'arte e di confrontarsi con una realtà di respiro più ampio. La Sardegna ha un'arte sua, possiamo dire che la Sardegna ha creato un'arte sarda con un respiro internazionale. Abbiamo dei grandi esempi di artisti ed è bello poterli scambiarli con il resto dell'Europa.
sono convinto che in tante edizioni siamo riusciti ad ottenere sempre delle mosse di respiro più internazionale e di aiutare gli artisti a sfondare il mercato del mercato dell'arte italiana, e spero che continuerà così nei prossimi anni. Certo, il 2018 è stata la prima edizione. Io mi ricordo perché partecipai come concorrente, fu un'esperienza sicuramente fantastica, anche perché ci trovavamo a esporre in Piazza del Popolo, in un ambiente dove qualche mese prima aveva esposto Velázquez, quindi si trattava di un respiro veramente internazionale. E niente, da lì è stato tutto un susseguirsi di esperienze positivissime, e del quale io auguro a ogni artista sardo di avere la possibilità di accedere. Allora, io in ordine di età, partirei con Pier Giorgio, se tu sei d'accordo. In ordine di età, dal basso o dall'alto? Purtroppo dall'alto per Sì. te, però comunque esperienza questa, non c'è. E poi mi consola perché comunque non sono l'ultimo della catena. Io un po' di rammarico ce l'ho in questa situazione, perché quello che mi è capitato, avrei preferito mi fosse capitato 30-40 anni fa, no? Capitarmi adesso e chiedermi qual è il tuo futuro, insomma, mi viene un po' complicato. Vedi, il ruolo dell'artista non diventa l'età. L'arte va oltre gli anni. Sì, ma chi le fa le opere? Quello sì, per lei deve pensare per quanto possa Allora, Pier Giorgio è uno degli ultimi rappresentanti della xilografia, oppure meglio dell'opera, diciamo, come si può dire, della creazione di un certo tipo di arte legata sull'incisione, giusto? Certo. Quindi Io faccio solo xilografia, xilografia, quindi il termine esatto. Incisione sul legno. Ho sempre lavorato sul legno di testa perché è quello che si presta maggiormente. Chiedere infatti che legno utilizzava. Uso, quando è possibile trovarlo, uso il telo, quando non è possibile mi servo del ciliegio, che comunque è ottimo lo stesso. Ci sono anche altre piante che si prestano, ma noi qui non abbiamo niente di questo. Chi è il più grande, diciamo, del Novecento? Del Novecento, Ballero forse? No, non lo so. Non necessariamente. Ma diciamo che il più prolifico, ma anche il più estroso, è stato Stanis Dessì, secondo il mio punto di vista. È stato anche per un anno un mio insegnante lui, perché io ho frequentato un anno all'Istituto d'Arte di Sassari. E avevo lui come nella sezione incisura. E poi ce ne sono tanti altri, ma Iglesias, la mia città, tu abiti a Iglesias? Io abito ad Iglesias, ha avuto dei grandi rappresentanti sull'incisione e sul legno, perché negli anni 30, dal 1926, poi per una decina d'anni, è venuto per motivi politici, capitato qui da noi ad Iglesias, al professor Remo Branca, che è conosciutissimo a livello internazionale, ed ha promulgato la tecnica della xilografia di Iglesias, riuscendo a far nascere una decina di artisti di fama, ma veramente capaci. Io sono allievo di uno dei suoi allievi. Certo. E quindi io l'ho portata avanti perché mi sono innamorato di questa tecnica, che a differenza di tutte le altre tecniche incisorie è una tecnica che ti obbliga a realizzarla tutta manualmente. Sì. Infatti la matrice è veramente un'opera d'arte. E la matrice, parliamo della matrice. Io la matrice si usava per non so quale motivo, ma il motivo immagino che fosse per la tiratura delle opere. Si era instaurata la regola che una volta stampata la tiratura si dovesse biffare. Biffare vuol dire con un bulino tu
Sì. la rendi inutilizzabile. Bello. Ma questo, Bello, insomma. ma questo io non ci sono mai riuscito, perché la mia vera opera d'arte non è la stampa, la mia vera opera d'arte è la matrice. Sì. Certo, il mio patrimonio Quindi personale. io della matrice ne ho fatto opera unica. E sai come? Ho riempito tutti i soldi di pastello ad olio bianco, Bellissima idea. pastello ad olio bianco, tutta la parte emergente nera, tutta pulita con certosina, proprio in modo certosino, e io oggi ho un'opera unica, no? Che è lo speculare di quello che è, sì. però la bellezza della matrice la stampa Non ha non ce l'avrà paragone. mai. È vero. Prima stavamo parlando di artisti come Luigi Sasso, ecco, non mi veniva in mente il nome. Allora, quante opere venivano fatte di norma? Parliamo degli anni 90, non andiamo così indietro, diciamo di una matrice. Una Uno matrice su, poteva oscillare fra 1,30, qualcuno è arrivato anche a 40 e qualcuno anche a 50. ok. E quando invece questa... E poi scusa, Sì. voglio dirti che in effetti la tiratura determina il valore dell'opera Certo, È vero. logico, più della qualità dell'opera, certo. Più sono, meno vale. solo e meno male. Ce n'è qualcuna che poi è andata a finire in qualche libro e dopodiché Sì, ammorta beh, lì. Io sono già nei libri che aveva stampato Remo Branca, poi avevo fatto la trilogia, ci sono già lì. Poi in molti libri sono state usate le mie stilografie da parte di scrittori che hanno voluto mettere immagini delle mie stilografie. Vogliamo nominarne uno, diciamo, che è uscito dai confini sardi? Dai confini sardi non lo so, so che il più importante è stata la riproduzione di una chiesa bizantina che c'è in città, e che uno storico, sempre inglesiente, ha scritto un bellissimo libro, lui è anche archeologo, e ha inserito questa immagine della mia, quindi quella è la più importante. Diciamo, perché quella che è uscita un è pochino quella da che un è certo numero di e copie, il suo libro è uscito fuori. è andato fuori in sì, continente, come si usa dire. Esatto. Bene, allora avremo modo poi di tornare, perché io volevo approfondire il discorso della Fondazione Remo Branca, perché secondo me è una delle poche energie regionali che ancora sostiene il libero, come si può dire, la libera arte in questo ambiente un pochino chiuso che è la Sardegna, perché di musei ne abbiamo tanti, ma liberi, nati dalla base, ne abbiamo ancora pochi, quindi ci torneremo sicuramente, mi piace moltissimo tornarci. Dolores, eccoci qua. Allora, Dolores mette una luce splendida su tutta questa giornata, perché le sue opere sono piene di luce. È vero. Allora, io non smetterò mai di dire che, come vedo i suoi lavori, e tra l'altro l'avevo invitata anche a esporre un'altra sua opera, ma non ci siamo riusciti, È andata a Milano. è andata a Milano, Quella che certo. che io vi inviterei a vedere, poi sicuramente Vittorio che ci filma la metterà in primo piano, che mi ricorda in modo pazzesco le opere del pittore olandese Vermeer. Quindi abbiamo questa ragazza con questo grappolo d'uva, ma soprattutto mi colpiva questa gonna gialla, eccetera. Quindi io ho trovato che in alcuni commenti che ti hanno fatto, critiche legate alla tua opera, ci sia questo richiamo a un'arte degli anni passati, ma quando passati vogliamo dire il 1500, ma il 1500 di Vermeer non è passato, perché lo stiamo trovando già nelle tue fotografie. Le tue fotografie sono state fatte pochi anni fa. Che cosa ti ha trasmesso quest'opera, questo modo di dipingere di quegli anni? Ma allora, innanzitutto, io penso che
quando una persona si interessa di fotografia, vuole realizzare delle opere fotografiche, in ciò che coglie, no, della realtà, o meglio, coglie della realtà ciò che è nel profondo, e quindi noi in ogni fotografia mettiamo tanta di quella che è stata la nostra esperienza di vita, quindi i libri che abbiamo letto, i quadri che abbiamo visto, ciò che nella vita ci ha colpito, ci ha emozionato nel profondo. Io penso che c'è sicuramente dentro il mio percorso culturale, perché va bene, io ho studiato lettere e soprattutto mi sono appassionata del Seicento, del Cinquecento e del Seicento, sono sempre stati i miei secoli preferiti dal punto di vista letterario ed artistico. Infatti io mi sono laureata su una tesi sulla metafora barocca, con un bel libro del Seicento trovato in Piazza del Popolo. Però io credo, dunque, quando io fotografo in realtà lavoro con molta spontaneità. C'è una scelta di fondo, che è la scelta della luce naturale, e credo che sia questo l'elemento che mi lega alla pittura poi anche dell'età moderna. Uno degli elementi è questo, perché ad esempio io non mi interessa studiare l'utilizzo di un set di lampade piuttosto che dei flash. Io studio la luce naturale, voglio realizzare delle opere con luce naturale. E la luce naturale, e io lo tocco con mano, no? Anche quando tu fotografi, ti crea dei volumi, una plasticità nell'immagine che somiglia, che porta l'immagine ad essere quasi speculare all'immagine dipinta, no? E poi per dare qualcuno ancora cerca di ricostruire magari in studio, e ma non ci riesce, e non è perché, la stessa non è la cosa. stessa cosa, Poi ad certo. esempio io non uso neanche il trepiede, fotografo a mano libera, perché deve passare l'emozione, per me deve passare l'emozione tra la realtà che ho di fronte e il mio occhio. Ma Quindi secondo te, l'occhio quando nel tu hai- mirino, devo sentire l'immagine. Quando tu hai un modello di fronte, una modella di fronte, così come è successo, Sì. un bambino, una ragazza, eccetera, Sì. secondo te, dal fatto che ci sia un cavalletto, che ci sia la tua mano di fronte, cambia il Sì. tipo di rapporto? È come il Vero? pennello. Immagino. Cambia il tipo di rapporto, infatti io utilizzo la macchina come un pennello, no? Anche, È ovvio. capito? Poi ad esempio io, innanzitutto non c'è un modello, non ci sono modelli, ci sono persone. Persone che Quindi hanno... questo mi cambia già, no? Perché io ad esempio a volte scelgo io la persona, mi capita sempre più spesso che sono le persone che scelgono me, perché vengono e mi dicono io vorrei che lei mi fotografasse, e allora io rimango in silenzio a guardarle queste persone, no? Le fa foto dell'anno, è diverso. Cioè, sai cosa? Comincio a pensare, ma questa ragazza ha un viso da Madonnina, oppure questa veramente è proprio l'espressione perfetta del mondo contadino, no? E quindi da lì nasce anche l'idea, no, di cosa posso, cioè dell'anima della persona, di cosa posso rappresentare, no, attraverso quella persona. Poi io vivo in un paese piccolo, no, del Sulcis Iglesiente, io dico del Far West sardo, no? Per cui, perché siamo proprio nell'ovest più ovest, il Far West sardo. Ecco, allora è un mondo in cui è ancora molto forte, nonostante tutto, la cultura contadina, che peraltro è stata insomma in qualche modo cancellata dalla contemporaneità, però sopravvive nelle case, nelle stanze. Riesce a filtrare da Esatto, e determinate soprattutto esperienze. credo che noi la sentiamo ancora, no? Questa cultura. Io dico cultura contadina per dire una cultura che ci avvicina molto alla natura. Ed è quello che io cerco di rappresentare, quindi dal tema, no? La naturalezza delle persone, la natura e il rapporto con le persone, alla naturalezza anche però nell'usare lo strumento fotografico, quindi niente di artificiale. Il caso ha voluto, poi ecco, a volte me lo chiedo anch'io, perché ad esempio tu mi dicevi, no, in quel quadro, in quella fotografia, quella ragazza ha gli stessi colori dell'abito di Vermeer, ma è casuale, perché in realtà queste due ragazze erano venute con due abiti antichi, che poi erano proprio antichi dell'Ottocento sardo, uno tutto giallo e uno tutto blu.
A me è colpito quello giallo. No, sai cos'è? Che a livello Perché la ragazza che fotografico... versa il latte di Vermeer ha questa sì, gonna però, gialla. però dove sta il... Allora, a livello fotografico, così come anche a livello artistico, generalmente tu cerchi di accostare un colore caldo ad uno freddo. Capito? Però io, se per mi cui io permetti, lì ho detto, avrei ma una mia mettiamo... ipotesi. Avrei una mia ipotesi. Sì. Fino al 1800-1850 c'erano determinate come si può dire? Cromatismo. Sì. Cromatismi, e quelli erano nati dai, diciamo, dai colori naturali ricavati da sostanze naturali. Certo, dalle Quel erbe. giallo nel 1800 era ricavato da determinate Dallo sostanze, zafferano, certo. dallo zafferano. Mostro, Quindi le stoffe avevano quel colore colori. nel 1400 Ma non solo. e nel 1850. Nel Assolutamente. 1890 o nei primi anni del Novecento cambiano i colori. Certo. Io per esempio nel mio romanzo dico che, non lo posso dire perché non nomino Van Gogh, ma Van Gogh praticamente cambiò modo di colorare quando cominciò a conoscere chi produceva i colori in tubetto, ma lui si faceva le sue di creme, le sue di... Oltre e quello devi E pensare lui che- usava le terre, usava i fiori, usava le erbe, Sì, quello usava naturale. le alghe, che erano quelli che erano le sostanze. e usava la candela. Usava la Per candela. il L'altra cosa devo considerare che diceva la nostra artista, lei ama la luce del sole, però noi avevamo poche alternative all'epoca. Noi pensiamo al Caravaggio, che forse è quello che meglio ha sostituito La luce. la pittura con la luce artificiale. Poteva sostituire al sole solo la candela e avere un vibrato con un forte Un acido vibrato, giallo. esatto. Ora, Vibrato. è quello quando la fotografa ci dice non uso il cavalletto. È giusto, la fotografia da studio pubblicitario è un discorso, la fotografia artistica è un'altra. La sfocatura, la vibrazione, l'imperfezione della fotografia è quello che dà il senso e l'emozione alla foto. Noi a volte siamo emozionati da alcune foto di reportage fatte in scenari di guerra o scenari Esterni. in foreste, in deserti, e sono tutte foto fatte con pura emozione e fatte senza cavalletto, dove il fotografo coglie quell'emozione in quell'istante e la rende sua. E quella è la fotografia artistica, se no facciamo una bella fotografia da studio, che oddio, è una bella fotografia, è qualcosa di diverso. La fotografia si divide fra foto e foto artistica, e lei fa certamente una foto artistica, che anche la pittura, volendo, non è perfetta, ma è quello che, come noi non siamo perfetti, la bellezza è dovuta dalla nostra fisicità, dal modo di parlare, All'imperfezione. dal modo di camminare, dalla nostra espressione, ed è quello che riesce a cogliere lei nella fotografia. Per questo è veramente una bella d'arte. Allora io approfitterei invece per tornare su Pier Giorgio per chiedere una cosa. La tua opera si chiama Discarica, la natura diciamo prende il sopravvento, adesso il titolo esatto scusami se non riesco a dirlo, ma secondo te la poesia, perché poi la pittura è poesia, la pittura e la fotografia cosa può fare per salvare questo pianeta che è sovraccarico di, diciamo, di attentati alla sua purezza? Ma può suggerire che con quello che uno rappresenta può suggerire che nonostante le brutture, le cose che succedono, si può ancora evidenziare la forza della natura, che in qualche modo riesce a liberarsi dalle forzature che ne hanno determinato il degrado. Ora, quello della discarica, che in realtà non è una discarica, è stata semplificata questa cosa, in effetti si tratta di un basalto colonnato, e questo nome scientifico è stato forgiato dagli studiosi, perché questo colonnato basalto in realtà è una colata lavica di quando l'isola era immersa.
quindi il vulcano era dentro il mare, però la lava veniva fuori e come toccava l'acqua si consolidava. E quindi è rimasta questa grande discarica che intanto è di una bellezza anche cromatica. È bellissima, io amo fare subacquea, guardo le colonne di basalto colonnatiche dopo l'isola Maldiventre, dove ci sono a 45 metri queste colonne, sono bellissime. Sembrano colonne fatte all'uomo, invece sono solamente colonne Esatto. già. Ora, la cosa che poi mi ha spinto è stato proprio per il fatto che in cima a questo colonnato è nato il fico d'India. A metà costa è nato un altro fico d'India e quindi è viva, nonostante abbia milioni di anni. È viva. Sì, è vero. Mi ricorda un po' questi fichi che nascono dentro i nuraghi. Esatto. Che battono radici nei nuraghi, certo. Quindi Questa costruzione della roccia mi ricorda un'isola famosa della Scozia dove praticamente questa eruzione ha tirato fuori queste rocce e le ha fossilizzate in segni, diciamo, schematici molto rigidi. in Sardegna ce n'è 4 Più di uno, però posti, addirittura sott'acqua, certo. Sì, sono bellissime. Questa da cui mi sono ispirato io si trovano a Guspini. Bene. La tua mostra, allora parliamo un po' della tua mostra, posso? Della mostra? Sì, domandarti qualche cosa, perché tu hai cominciato, diciamo, un paio di mesi o un mese e qualche giorno una tua mostra a Iglesias, diciamo nella zona mineraria. Allora, io ho visto alcuni quadri e rappresentano un po' quella che è diciamo l'architettura, come si dice adesso? Mineraria, ecco, quindi vecchie apparecchiature eccetera, però quante persone c'erano dietro a questi lavori? Tu li hai conosciuti? Io li ho conosciuti moltissimi, un ultimo mio padre che in miniera ha lavorato 43 anni. Ora, mio padre è morto nel 1994 e quando lui è morto io ho voluto rivisitare tutti gli ambienti dove lui aveva lavorato e quindi a forza di fare schizzi, qualche fotografia perché non era possibile neanche stare in piedi, ho ripreso questi ambienti che ancora davano segnali di che cosa erano, perché cosa erano serviti. Danno senso di vitalità. E siccome li ho dipinti 30 anni fa, li ho dipinti nel 1995, 20 quadri, va bene, che rappresentano la miniera dismessa, cioè quando la miniera ormai era dismessa. Ora, oggi vai su quei posti che io ho utilizzato come soggetti, non c'è più niente. Quindi questi quadri che io ho fatto rappresentano un documento pittorico, comunque storico di quello che è stato. Però attenzione, se fossero state fotografie sarebbero state un documento fotografico. Dato che sono state di un pittore, sono state anche emotive. Tra le altre cose, in ogni quadro io ho avuto il bisogno di inserire almeno l'ombra del minatore. Ma io per esempio sono rimasto colpito da quell'opera in cui c'è questa ruggine arancione, che però in fotografia allora bisogna considerare che nel colore, quando noi dipingiamo, quando fotografiamo, trasmettiamo un'emozione, e quell'arancione dà quell'emozione sì della ruggine, ma di una ruggine che comunque è stata vissuta, o sbaglio? Mi viene in mente un po' gli scritti di Azzeni, del suo scritto, diciamo, ambientato nelle miniere del Sulcis. Io ho avuto una grande soddisfazione perché una volta che abbiamo aperto la mostra nel museo dell'arte mineraria, che purtroppo sta aprendo solo il venerdì, il sabato e la domenica, e parlare allora vogliamo dare l'indirizzo e tutto, gli orari? Sì. Allora, il Museo dell'Arte Mineraria apre ad Iglesias il venerdì e il sabato e la domenica sino al ripetersi della stagione primaverile estive, poi sarà tutti i giorni aperta. E gli orari attualmente sono dalle 10 del mattino
alle ore 13 e di pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17. Benissimo, ok, abbiamo dato di fare quelle una che mostra sono le Portoflavia non ci possibilità avevo pensato. di chi vuole andarla a visitare. Ma ho perché fatto la bisogna stilografia considerare- su Che secondo me è l'opera mineraria più bella è geniale. è di una bellezza Ma impressionante, infatti- l'opera d'architettura unica del Ma mondo. infatti l'entrata maggiore che ha avuto quest'anno l'amministrazione comunale di Iglesias è l'opera della Portoflavia. Sì, perché l'architettura è di una bellezza unica. Unica. Io avrei sempre pensato, è anni che provo un progetto di creare un museo a Portoflavio. Allora, quando parliamo dell'Iglesiente parliamo secondo me dell'isola dell'isola, perché io mi sono trasferito qua nell'85, venivo da Roma, poi prima dal Veneto, però ti posso dire che tu vieni La Campania. dalla Campania, quindi abbiamo avuto modo di conoscere una Sardegna veramente pura, allo stato puro. Io mi ricordo addirittura che tra Oristano e Iglesias non c'era una strada asfaltata, quindi praticamente la strada si interrompeva un pochino più sopra di Bugerru, dopodiché lì terminava la strada, quindi stiamo parlando proprio di un posto che per raggiungerlo era veramente, veramente isolato, e questo secondo me gli ha permesso di rimanere in uno stato di purezza unica, non dimenticando che ha rappresentato qualche cosa che economicamente per la Sardegna era un plus ultra, perché stiamo parlando veramente, come per dire, la Silicon Valley degli anni 1910, fine del 1900, Sardegna, perché sì. la Sardegna, lasciamo stare quella che è stata la storia, diciamo, delle miniere di piombo, eccetera, andiamo troppo indietro, però gli ultimi anni dell'Ottocento fino al 1930, lì era veramente una fucina di economie, avevamo i migliori tecnici. Abbiamo avuto degli architetti e degli ingegneri fra i migliori d'Europa. D'Europa. Abbiamo avuto, ricordiamoci, la famiglia Modigliani ha comprato una bellissima villa nell'Iglesiente, Esatto. che purtroppo è abbandonata da anni. Però noi dobbiamo ricordare che Modigliani, stiamo parlando dello stesso. Il Modigliani era artista. Pensa. i poveri Modigliani lavoravano come minerario. Abbiamo il castello di Modigliani che nell'Iglesiente è abbandonato da tempo, e quello è l'esempio più grande della, non so perché non è un museo, è stata la famiglia Modigliani per tanti anni. Modigliani è vissuto qui. C'è una bellissima leggenda della prima opera d'arte fatta da Modigliani, che fu fatta in Sardegna, di una bambina con dei problemi di salute, e c'è tutta una storia bellissima Bellissima su da questo. raccontare sarebbe. È un'opera, a parte che la villa è bellissima. È degradata parecchio. Purtroppo sì, di due Però proprietari. stanno usando gli altri ambienti, li stanno usando Sì, i qualcosa pastori stanno- e hanno chiamato il formaggio Modigliani. Allora, fotografia, torniamo alla fotografia. Dolores, tu diciamo che 6 anni che fotografi, cosa potresti consigliare a una persona che prende una macchina fotografica analogica, non penso che esistano più, però comunque che vuole fare fotografia in questo momento, che cosa gli potresti consigliare? Ma io consiglio innanzitutto di conoscere il mezzo tecnico, perché è fondamentale, cioè io vedo tante persone che si improvvisano, non è così. È come quando uno vuole fare un buon quadro, un buon disegno, deve studiare le tecniche. Quindi per me è fondamentale innanzitutto la tecnica. Le basi. Le basi, uno deve sapere con quello strumento cosa può ottenere, Devi come. studiare. Sì, no, è fondamentale, Hai cioè ragione. poche storie, bisogna conoscere la macchina fotografica e saperla usare. Poi, naturalmente, io consiglio questo, di seguire la propria ispirazione fondamentalmente, perché io vedo anche, sapete, attraverso i social, no, i gruppi fotografici, a volte c'è un'estrema ripetitività, cioè tutti fanno quella foto, quel soggetto in maniera veramente anche noiosa. Io invece penso che sia importante, una volta che uno riesce a padroneggiare, poi insomma con l'esperienza si migliora sempre, no?
però fondamentalmente cercare di essere se stessi. Certo. Tu hai scelto, diciamo, la figura, il ritratto, la figura, diciamo, il figurativo. Sì. Cos'è che ti ha spinto a fare questa scelta? Ah, l'amore per la realtà, l'amore per il vero. Io credo che oggigiorno, no, ci troviamo sempre di più di fronte a dimensioni che esulano, no, rispetto a ciò che tu hai sotto i piedi o nelle mani, no? Cioè il virtuale, no, invade veramente la nostra cultura, i nostri sensi, la nostra mente. E poi io invece mi guardo intorno e vedo delle cose, io dico delle cose vere, no? Anche delle cose molto umili. Io continuo a commuovermi quando vedo la bellezza appunto di un grappolo d'uva piuttosto che di un animale, di una pianta. E perché la scelta del figurativo? Perché la realtà mi pacifica, io sento di essere parte della realtà e della verità della vita, e per me la verità della vita è ancora ciò che vedo e percepisco attraverso i sensi. Mi piace continuare a sentirmi un essere sensibile, dove la sensibilità, cioè quello che il mio cervello elabora, viene da ciò che i miei occhi percepiscono, da ciò che il mio udito sente, da ciò che io tocco con le mani. Mi piace sentirmi essere materiale, perché penso anche che in ciò che esiste, in tutto ciò che esiste, quindi in ogni aspetto, no, della realtà e della natura, ci sia qualcosa che va oltre la materialità. Quindi io nella materialità che rappresento cerco in realtà una spiritualità. Quella spiritualità, quel sigillo, no, che va oltre la materialità. Ecco perché io nella foto che ho presentato e poi che fa parte di una grande raccolta, vedo nell'essere umano il custode delle creature, della materia, no? Ma che non è materia, appunto, che non è materia, e dunque il messaggio, no? Che poi, perché c'è un messaggio sotteso, no, nelle opere. Io penso che veramente l'arte sia veramente un sodalizio profondo di contenuto e forma. Quindi la forma che io do, che è una forma comunque di naturalezza, no, alle immagini, vuole sposare l'idea di natura, e ciò che esiste in natura per me è veramente fatto di materia ma anche di spirito, ed è quello che cerco di rappresentare. Vorrei chiedere a tutti e due, perché anch'io, come sapete, sono un pittore, ma io ho un orientamento un po' impressionista, un neo-impressionista. Che cos'è che vi trattiene da definire l'arte? Nel senso, ci sono gli iperrealisti nella fotografia, gli iperrealisti nella pittura. Invece tu, Pier Giorgio, lavori di spatola, lavori con cromatismi, diciamo, quasi, vorrei usare il termine elementari, ma non so se è giusto, praticamente primitivissimi. Ecco. Oppure tu, Dolores, che cos'è che vi tiene lontani dal riproporre la visione di quello che vedete così com'è? Cioè come una fotografia, perché tu sei una fotografa e tu sei un pittore. No. Perché io, quando mi dicono la tua opera sembra una fotografia, aiuto, io rimango male, perché in effetti il mio quadro non deve assomigliare. Cos'è che vi tiene lontano da dare una fotografia come una fotografia e un quadro come una fotografia? Cos'è? Cioè la domanda è: cos'è che mi trattiene di non rappresentare? Cos'è che ti fa diciamo muovere, al di là di rappresentare la natura o il tuo soggetto? Intanto, certo, puntuale? capito. Allora, l'esigenza di andare oltre quello che vedo. Io l'ho visto, per esempio, io te l'ho fatta volutamente questa domanda perché vedo le tue cornici dove l'opera trasborda. Esatto. Io non so se tu, Vittorio, vorrai riproporre la sua opera. Alla ricerca di un'altra dimensione. Esatto. Ho fatto la prima opera che ho fatto di questo nuovo esperimento, mi è stata suggerita da un tronco di pino che mi sono trovato seduto in una panchina di fronte, proprio enorme,
con queste scaglie che ha protezione, è incredibile la forza che ha. Quindi da quella lì ho fatto il primo, ho fatto uscire le scaglie fuori dall'opera addirittura. E poi ho incominciato ad astrarre, sempre partendo però da quelli, quindi entrando più nel particolare, pur ingrandendo quello che facevo. Quindi ho fatto una serie di una quindicina di opere, che poi gli esperimenti io ne ho avuto una dozzina durante i miei 60 anni di carriera, e mentre i primi anni un esperimento mi durava, che so io, 10 anni, man mano che sono andato avanti duravano sempre di meno, perché arrivava sempre l'esigenza di andare oltre. Oltre alla tua capacità di elaborare più velocemente, Esatto. la crescita della tecnica e anche la capacità di stilizzare la realtà, che è una cosa tipica degli artisti. Certo. Io avrei voluto, ma se capiterà l'occasione che tu vedrai le mie ultime opere, che sono, di cui una di quelle è questa, ma questa è la più realistica, la più rappresentativa della A me natura. succede di andare a vedere le ultime opere di Monet e vedi che Monet stava diventando un astrattista. E tu, Dolores, che cos'è che ti blocca da rappresentare un soggetto così com'è? Ma allora l'idea che... Anche tecnicamente? No, dico, se tu prendi una penna in mano puoi decidere di scrivere la lista della spesa oppure di comporre una poesia. E quando tu prendi la macchina fotografica puoi decidere di rappresentare in maniera referenziale, quindi denotativa, ciò che hai di fronte. Faccio la foto di questa libreria, oppure prendo un libro e voglio che da questa foto venga fuori un'emozione. E a quel punto l'immagine diventa connotativa, diventa verticale, diventa un pozzo verticale dove tu arricchisci di significati, e c'è un gioco poi di velamento, svelamento, no? Nei confronti di chi vede poi l'opera. Io amo definire la fotografia anche poesia di luce. Io cerco di fare poesia con la luce, no? Con la luce e poi con i colori. Poi c'è anche questo, no? Che la realtà può essere ripresa, ma può essere anche raffigurata. Io cerco di raffigurarla, no? Rappresentarla, raffigurarla, filtrarla, a volte anche giocare con la realtà stessa, creando un contesto, un contorno dove io scelgo i colori. Per cui veramente io devo dire che mi trovo spesso a sgomitare tra pittura e fotografia, perché mi accorgo comunque che vedo la realtà con occhio pittorico. Io penso che il fatto che tu sia arrivata prima in un concorso tra pittura e fotografia, la gente, diciamo, i critici l'abbiano capito, che tu comunque sì. Non sei solo una fotografa, ma non sei neanche una pittrice, ma hai questo animo, diciamo, che si dibatte. La mia prima passione è stata la pittura. Quando io ero piccola dipingevo. Però quello è osa. Allora, essere un artista è al di là di essere un pittore, un fotografo, uno scultore, uno scrittore. La qualità del posto è bellissima. Certo. Perché io ho sempre pensato che l'arte si legge a strati. L'arte è l'unico linguaggio universale. Parliamo l'inglese, lo capiscono tutti, hai ragione. Però il mio linguaggio che capiscono tutti è l'arte. E ognuno lo legge con il livello culturale che ha. Certo. C'è una stratificazione di senso. E la cosa bella è che tu metti le tue emozioni. Puoi metterci anche i messaggi nascosti, tutto quello che vuoi. Ognuno può raccontare tutto sulle opere. Però la cosa bella è che chiunque la vede, qualsiasi studio ha fatto, qualsiasi lingua parla, non importa se sono giapponese, sono un italiano, sono un americano, tutti quanti percepiamo un'emozione, così anche nella musica. E lo leggiamo a strati diversi. Io posso arrivare a un livello di profondità, tu puoi arrivare a un altro. Però la bellezza dell'arte è quella più universale, ci commuoviamo tutti. Allora, non importa quando io riesco ad arrivare in fondo, non importa quando riesco a capire quello che lei voleva dire, perché forse arrivo a metà del suo pensiero,
è indifferente, però mi commuovo. Non è necessario. Quella quello rende È l'artista universale. l'apice. E al di là di ogni Secondo me linguaggio. l'artista è quando riesce a colpire la differenza tra un artigiano e un artista, è quando tu riesci a colpire quella leva emotiva Esatto. che c'è dentro di noi. Quando noi parliamo della maieutica, di tirare fuori da uno, da se stesso, dalla persona che è di fronte, l'arte che ha dentro, e quella è una caratteristica che hanno gli artisti. E il coraggio, secondo me, degli artisti. Che Il gli artisti coraggio. ci vuole coraggio, che quando sei un artista in realtà, che tu vuoi oppure no, racconti il tuo animo senza difese. E se io sono bravo a leggere, capisco le cose più profonde di te stesso. Per cui è come conversare la tua vita. È come se io vado in una trasmissione televisiva e racconto le parti più intime di me stessa. Certo. E ci vuole coraggio a farlo. Non è detto che tutti le capiscono, però molte persone possono farlo. Fare l'artista è un lavoro davvero coraggioso, secondo me. Certo, è aprirsi. è importante Alberto, voler raccontaci un po' comunicare. del Ciak, dai, dici qualche cosa di che cosa succederà a Roma, perché qui oggi stiamo chiaramente promuovendo 3 artisti, altri che andranno, diciamo, per qualificazione di merito. Cosa secondo te potrebbe portare l'arte? Tu hai visto tutta la mostra, hai avuto anche modo di verificare quelle che sono alcune qualità di merito che potrebbero avere determinati artisti. Cosa pensi possa portare la Sardegna in Italia e a livello internazionale? Secondo me freschezza. A differenza di tante regioni italiane, perché siamo un'isola, possiamo dire di avere ancora una freschezza artistica che in realtà in altre regioni si è persa. E un'altra cosa bella della Sardegna è che esiste una sardità nell'arte. Lì è una cosa bella io dico del popolo sardo, non sono un sardo come ho detto prima, che c'è molto legame con la sua terra e c'è un legame che riesce a essere universale. Molti artisti sardi riescono a raccontare la loro tradizione sarda, però non è chiave moderno, senza avere paura di raccontare le loro origini e di sviluppare la loro arte. Per cui un'arte che teoricamente è un'arte di confine, è un'arte che invece è pura e riesce a fare la differenza soprattutto in questo periodo in cui gli artisti più che a fare arte sono disposti a seguire degli schemi fissi, perché sappiamo che questo può fare effetto o questo può vendere. Invece gli artisti che abbiamo soprattutto in questa mostra hanno il coraggio di essere se stessi e secondo me in un ambiente internazionale riescono a farsi riconoscere facilmente. E poi io dico sempre che fare l'arte è un lavoro. L'artista deve essere anche imprenditore di se stesso, non basta essere bravo, bisogna anche avere la capacità e il coraggio di confrontarsi con gli altri. E dunque certamente tanti anni di biennale, abbiamo fatto tante edizioni, siamo sempre più europei, permettono agli artisti perlomeno di confrontarsi con una realtà molto più ampia, di parlare con grandi gallerie, soprattutto del nord Europa, dove è condensata tutta quanta l'arte, e di avere il coraggio di essere professionali, una cosa che non sempre si riesce a fare. E noi speriamo successivamente a questa mostra, al di là del lavoro della Biennale, di riuscire a fare delle esposizioni in Europa con gli artisti che hanno partecipato a questa mostra e anche altri. Stiamo definendo delle nuove esposizioni e spero che un piccolo po' di artisti sia in grado di partecipare alla nuova proposta che faremo da qui a breve. E io dico sempre: abbiate il coraggio di essere artisti e sono sicuro che riuscite. Beh, mi stai tirando dentro, ma io la data non la do e il paese non la do. La spesa la devi dare, Mario. No, non lo posso ancora dare. Ma Il nome della comunque- galleria neanche. No, io ho un progetto nel quale vorrei portare gran parte degli artisti che hanno partecipato a questa biennale in un paese europeo, capitale d'Europa. Sì. E penso che la capitale d'Europa sia Bruxelles, immagino.
E quindi niente, un bel progetto che dovrebbe prendere, diciamo, corpo a partire dalla settimana prossima e quindi mi auguro di avere la forza di portarlo avanti, perché comunque devo essere sincero, questa manifestazione un po' mi ha sorbito, l'abbiate visto, sono partito con un'energia, adesso arrivo alla fine con un'altra energia, però la soddisfazione è grandissima. Allora, dall'altra parte della telecamera c'è Vittorio, non dobbiamo dimenticarci che oggi siamo ospiti di una sua trasmissione, che oggi eccezionalmente trasmettiamo dall'aeroporto di Cagliari, ma che torneremo già tra 15 giorni nella sua, diciamo, location, che è il Bar De Candia, se vogliamo chiamarlo bar, ma forse il caffè, ma che scherzi Mario, il caffè De Candia, che situato nel palazzo Boil, alla porta del castello. Cioè, io quando sono entrato lì dentro veramente ho scoperto che cosa può essere entrare in un ambiente, non so dire, un caffè. Il caffè, sentire questo profumo, i diversi locali. Voi direte non c'è la luce esatta per esporre un'opera, però c'è l'atmosfera. Allora, un conto è la luce e un conto è l'atmosfera. Quindi adesso abbiamo delle opere di Dolores giusto esposte, quindi inviterei tutti ad andarla a visitare. Per quanto riguarda Pier Giorgio abbiamo semplicemente un appuntamento a breve, già domani io sarò giù a Iglesias. Dopodiché speriamo di poter fare una trasmissione direttamente dal posto. Una parola vorrei farla per il mio conterraneo, per quanto io mi possa sentire nuorese, in quanto sono stato adottato da questa città, per Antonello Cosseddu, che oggi non c'è, che è il secondo classificato, con un'opera scultorea. Il tema di quest'opera scultorea, che poi sicuramente Vittorio manderà in onda, è dedicato alla Siria. Mai come adesso le cose si stanno muovendo in una maniera per cui è importante che noi rappresentiamo un'idea, che è quella di una pace condivisa, perché la nostra arte è pace condivisa e serenità, e non c'è niente che giustifichi qualsiasi tipo di operazione violenta, di qualsiasi genere. Io non mi voglio schierare, non mi troverete da una parte o dall'altra, non ci si è trovata una centenaria di una certa parte, non ci si è trovata una organizzazione di medici dall'altra parte, però tutti stiamo dicendo che tutto quello che dobbiamo fare è un grandissimo sforzo per livellare questo livello di come vogliamo dire, di aggressività. La violenza non giustifica violenza, non giustifica assolutamente. L'unica risposta alla violenza è l'amore, e finché non si fa quello non si starà mai nulla. Io sono sicurissimo, perché l'ha detto la musica, l'ha detto l'arte, l'hanno detto tutti gli artisti, noi portiamo un messaggio di pace. Ricordiamo le parole di Gandhi e ci fa pensare tanto. Non c'è, tutto il resto veramente mi sembra retorica. Certo. Bene, allora io saluterei tutti con l'invito a rincontrarci a brevissimo nelle varie sedi. Tramite Sardonia abbiamo la possibilità di creare dei nuovi appuntamenti. Per il nostro appuntamento futuro ringrazio Alberto Severino e ricordo a tutti che l'appuntamento per la Biennale di Roma è a giugno del 2024. La sede sarà il Museo Domiziano, che è praticamente il museo che ospita i resti di quella che è stata l'antico cos'era? Un teatro di guerra, anche quello. Teatro di guerra, ma ricordiamo che simulata, perché si trattava di battaglie navali che venivano eseguite in Piazza Navona. Quindi lì abbiamo i resti di quello che poteva essere la costruzione architettonica del periodo, però soprattutto un palcoscenico fantastico, perché stiamo parlando di uno dei musei più belli e più frequentati di Roma. di Roma. E poi ricordiamo che
la presentazione dei vincitori sarà fatta al Campidoglio. che è un palcoscenico strafantastico. No, c'è bisogno di raccontare cos'è il Campidoglio, lo conosciamo tutti. E dunque gli artisti avranno una possibilità davvero in grande di farsi conoscere da grandi, diciamo, da grandi personalità anche dell'arte. Bene, allora io direi che questa sera abbiamo fatto tutto. Io ringrazio Grazie a voi. Dolores Grazie a voi. Mancosu, prima classificata alla Biennale, alle selezioni della Biennale per andare a Roma, per la Biennale 15ª di Roma. Pier Giorgio Barranca, anche lui, terzo classificato con una pittura. Alberto Severino, che è stato un regalo inaspettato, è riuscito a trovare un aereo, Grazie. ha visionato l'arte e mi ha fatto i complimenti a me quando io non c'entro niente, No, no. però ha detto che è stata una mostra Le mostre sono fantastica. bellissime. Ci associamo ai complimenti. E niente, Ne adoro vorrei ringraziare Adoro Vittorio per questa opportunità che ci ha dato. Verrai Grazie a ancora. Iglesias domani?